Usare le armi contro i ladri, secondo 2 persone su 3, si può fare. Lo dicono i dati raccolti dall'Osservatorio sul Nord-Est di Demos, pubblicati oggi sul Gazzettino nel consueto sondaggio. Quindi usare armi per difendersi in casa. La maggior parte di chi vive a nord-est è d'accordo sul fatto che si possa fare, anche se in 5 anni scende dal 71 al 66% la quota di chi ritiene legittima ogni difesa all'interno della propria casa, e soltanto tra chi vota Partito Democratico la quota dei favorevoli è inferiore al 50%. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 1 marzo 2023. La prima notizia del giorno riguarda la difesa fai da te. Insomma, come nel Far West, il nord-est oggi dice che si possono usare le armi contro i ladri in casa propria. Un'opinione che è piuttosto trasversale tra le varie classi d'età, anche se i più giovani, nella fascia tra 18 e 24 anni, e anche i più anziani, gli over 65, sono meno convinti di questa possibilità. Soltanto, si fa per dire, il 63% e il 55% rispettivamente. La fascia d'età che più è convinta che ogni difesa sia legittima all'interno della propria casa è quella tra i 45 e i 54 anni. Il 76% di loro concorda con il fatto che se una persona trova dei ladri in casa ha sempre il diritto di difendersi, anche utilizzando delle armi. Allo stesso modo, trasversale questa opinione per livello di istruzione, ma interessante vedere le differenze per genere. Gli uomini sono a favore della difesa con le armi nel 72% dei casi, le donne solo nel 61%, c'è un delta significativo dell'11%. Anche la pratica religiosa incide. Chi va regolarmente a messa è tendenzialmente meno d'accordo con il fatto che la difesa sia sempre legittima, anche se la quota raggiunge comunque il 54%, supera la metà. Ancora più interessante il divario per categoria socio-professionale, e quindi abbiamo gli imprenditori che guidano la classifica del Far West, chiamiamolo così. Quindi l'84% degli imprenditori ritiene legittima ogni difesa all'interno della casa, anche con le armi. Dall'altra parte gli studenti, con la quota più bassa, il 58%, e i pensionati con il 59%. Tra i partiti, appunto, l'unico che non raggiunge la quota del 50%, quindi che si può dire davvero non sia d'accordo con il fatto che se una persona trova dei ladri in casa ha sempre il diritto di difendersi anche usando delle armi, è, come dicevamo, il Partito Democratico. In 5 anni, in ogni caso, complessivamente la quota di chi è d'accordo all'uso delle armi per difendersi in casa è scesa dal 71 al 66%. Questo per quanto riguarda la nostra prima notizia di oggi. Proseguiamo con la rassegna della stampa. Subito una notizia sulle pagine del Corriere del Veneto in tema di siccità. In 14 anni perso oltre 1 metro di neve. Una nota dell'ARPAV diffusa ieri mostra come il livello di precipitazioni nevose nell'ultimo anno sia stato nettamente inferiore a quello della media degli ultimi 14 anni. E ieri al lago di Garda è giunto il senatore Alessandro Morelli, sottosegretario al CIPE, che ha raccolto le indicazioni del territorio da portare al tavolo sulla siccità a Roma. Quindi ci sarà a Roma un tavolo sul lago di Garda che naturalmente risente anch'esso della mancanza d'acqua, dell'emergenza idrica. E torniamo invece a parlare di sanità, la politica regionale e la salute. I quotidiani del gruppo Gedi dedicano un'intera pagina alla presentazione del nuovo capo dei servizi sociosanitari, il direttore generale della sanità veneta.
si chiama Anni Chiarico e prende oggi il timone della sanità. Flor esce di scena. Fra i risultati da conseguire, rendere il Veneto più attrattivo per i medici, ma il primo obiettivo, dice Anni Chiarico nella conferenza stampa con Zaia, è quello di diminuire le liste d'attesa. E proprio sulle liste d'attesa, nella stessa pagina dei quotidiani del gruppo Gedi, c'è una proposta del Movimento 5 Stelle che propone di adottare il modello Emilia-Romagna e che prevede lo stop alla libera professione intramenia, cioè nelle strutture pubbliche, quando ci sono prestazioni arretrate da smaltire. Inoltre, dice il Movimento 5 Stelle, è diritto di ogni cittadino ricevere la prestazione sanitaria prescritta dal proprio medico di base entro i tempi stabiliti dallo stesso medico di base. Quando le liste d'attesa nel pubblico sono troppo lunghe e quando telefonando al CUP ci viene detto che dobbiamo richiamare oppure che verremo ricontattati in un secondo momento per fissare la visita oppure l'esame, ecco che in quel caso ogni cittadino ha diritto di rivolgersi alla libera professione intramenia, cioè ai medici degli ospedali pubblici che però all'interno sempre delle strutture pubbliche operano anche privatamente. La novità in questo progetto di legge del Movimento 5 Stelle è che per il cittadino questa prestazione svolta in libera professione avrà comunque lo stesso prezzo del ticket sanitario della sanità pubblica e sarà poi l'ULSS a colmare la differenza, una previsione già contenuta in realtà in una norma di legge nazionale ma che di fatto non viene mai applicata e che soprattutto non è conosciuta dai cittadini né tantomeno viene pubblicizzata da parte delle aziende sanitarie, quindi uno strumento, un doppio strumento per contrastare, per ridurre le liste di attesa in sanità. E allora chissà se il nuovo direttore generale della sanità prenderà in considerazione questa proposta di legge del Movimento 5 Stelle. La notizia anche sul Gazzettino di oggi: sanità, primo obiettivo eliminare le liste d'attesa, in Veneto si insedia il nuovo direttore generale della sanità Anni Chiarico, non esistono ricette, dice, ma migliorare si può, la carenza di medici resta il problema principale, ma le cooperative, quelle che per esempio operano nei pronto soccorso, ebbene, dice Anni Chiarico, sono una distorsione del sistema. Il presidente della regione Luca Zaia dice: arriva qui dopo che abbiamo avuto modo di apprezzarlo durante la pandemia, a lui 3 mandati, dice sempre Zaia. Forse una battuta, anche perché quello del terzo mandato è naturalmente lo stesso presidente Zaia, ad oggi l'unico presidente di regione ad essere in questo momento al suo terzo mandato, quando la legge prevede il limite appunto dei 2 mandati per i presidenti di regione. Zaia ha potuto godere in un certo senso del mandato zero, ora si discute a livello nazionale di alzare il limite dei 2 mandati e questo permetterebbe forse a Zaia di candidarsi addirittura per un 4º mandato, quindi uno scenario in cui il Veneto avrebbe per 20 anni lo stesso presidente di regione. Già ora comunque la nostra regione, se Zaia arriverà alla scadenza naturale del suo terzo mandato, sarà governata per 15 anni dalla stessa persona. E anche nelle pagine del Gazzettino di nuovo il progetto di legge del Movimento 5 Stelle con la consigliera regionale Erika Baldin che spiega: i tempi non sono rispettati nel pubblico, quindi le liste d'attesa sono troppo lunghe in sanità, ebbene si può accedere a una visita privata pagando soltanto il ticket, perché poi la differenza la metterà l'ULSS. Questo il meccanismo contenuto nella nuova proposta di legge del Movimento 5 Stelle. Voltiamo pagina e chiudiamo questa rassegna stampa con una serie di notizie flash. In regione un protocollo veneto per la lotta all'antisemitismo, intesa tra regione, ANCI e ufficio scolastico regionale. L'ANCI è l'associazione dei comuni italiani guidata in Veneto da Mario Conte, il sindaco di Treviso. Un protocollo con coda polemica, scrive Filippo Tosato sui quotidiani del
gruppo Gedi. Era presente infatti alla firma l'assessore alla cultura Cristiano Corazzari, ma c'è stato stupore per l'assenza della collega all'istruzione Elena Donazzan di Fratelli d'Italia, più volte accusata di simpatie nostalgiche verso il fascismo, imbarazzo di Zaia e nuova polemica all'orizzonte, anche se poi Donazzan cerca di metterci una toppa e diffonde una nota distensiva che plaude all'iniziativa. Il capitolo però, come scrive ancora Filippo Tosatto, è tutt'altro che chiuso, perché tra i convenuti a Palazzo Balbi c'era anche Giuseppe Pecoraro, già prefetto di Roma e candidato di Fratelli d'Italia alle politiche, e appunto, secondo quanto scrive Tosatto, avrebbe invitato gli ebrei a evitare l'isolamento, gli ebrei presenti appunto con le comunità ebraiche, evitare l'isolamento accettando il confronto con la diversità. Arriva naturalmente la replica di Dario Calimani, presidente della comunità ebraica di Venezia: rispetto le istituzioni per quelle che sono, ma non avverto alcuna necessità di confronto con chi strumentalmente nega o stravolge la verità storica. E poi naturalmente commenta questa battuta sull'isolamento: io ho trascorso una vita all'università tra i ragazzi, la battuta al riguardo dell'isolamento è stata una gaffe, come lo stesso Pecoraro ha poi riconosciuto. Questo per quanto riguarda antisemitismo, ma anche antifascismo nella nostra regione, e da questo punto di vista sul Giornale di Vicenza di oggi un piccolo articolo, a dire il vero, per una grande manifestazione, quella antifascista, che si è tenuta ieri nella città di Vicenza. Appunto, lungo e partecipato corteo per chiedere l'immediato reintegro della clausola antifascista all'interno dello statuto comunale, una clausola cancellata dall'attuale amministrazione Rucco di Vicenza, che tra poco dovrà confrontarsi con Giacomo Possamai alle prossime elezioni amministrative che si terranno a metà maggio. Nessuno spazio da concedere ai fascisti, dice la piazza, hanno detto ieri sera i tantissimi vicentini, oltre 1500 che hanno sfilato ieri in una serata freddissima nelle strade del centro storico del capoluogo iberico, con fiaccole e striscioni. Nessuno spazio quindi da concedere ai fascisti. Ci dicono che la nostra per il fascismo è un'ossessione, ogni nostra denuncia è colta con fastidio e irritazione. Ci dicono che il fascismo è superato, quanto vorremmo che fosse così, che fosse davvero una questione del passato. Purtroppo questo passato non passa, è nelle nostre città e nelle nostre strade. Queste le dichiarazioni sul Giornale di Vicenza di oggi, che dà anche conto del maxi presidio delle forze dell'ordine nel cuore della città, davvero un dispiegamento importante di mezzi e anche di personale appunto delle forze dell'ordine per questa manifestazione, che si è svolta in modo naturalmente totalmente pacifico. Le ultime battute sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi sulle primarie del Partito Democratico: una doppia intervista a Alessandro Zan, parlamentare alla Camera, e alla sua collega, la deputata Rachele Scarpa, la più giovane parlamentare d'Italia, che scrivono i quotidiani del gruppo Gedi. Enrico Ferro fa le due interviste, esprime posizioni molto radicali Rachele Scarpa. Cosa dicono i due? Zan: diritti sociali e civili, viaggiano insieme, Veneto avanti Conelli. Il parlamentare padovano che lotta contro l'omotransfobia: qui la Lega ha creato un problema di disuguaglianze. Accanto appunto abbiamo Rachele Scarpa, dice: teniamo unito il partito e collaboriamo tutti con la nuova segretaria. Parla la più giovane parlamentare alla Camera: Bonaccini grande risorsa, spero resti in campo nazionale. E dopo le primarie del Partito Democratico, o meglio durante le primarie del Partito Democratico, proseguono interminabili i congressi della Lega, che vanno avanti da mesi nei territori del Veneto e non solo, naturalmente. Ora si attende il congresso regionale, che ieri appunto leggevamo sui giornali, è previsto dopo le elezioni amministrative. Oggi abbiamo la polemica sulle pagine del Gazzettino in un articolo firmato da Alda Vanzan.
Lega, Marcato ora rilancia, nessun motivo per rinviare il congresso dopo il voto. Roberto Marcato è l'assessore di punta, forse il più stimato e apprezzato anche all'interno del suo partito, della Lega, tra gli assessori della giunta Zaia. Ebbene, dopo lo stop di Salvini, che ha posticipato la data del congresso regionale a dopo le elezioni amministrative, appunto di metà maggio, l'assessore regionale chiede di anticipare i tempi e apre un caso su Venezia. Il nuovo segretario della Lega veneziana dice: Marcato, nella nota diramata dal partito ci sono parole non sue, quindi insomma una polemica senza fine, quella interna alla Lega, il partito più vecchio d'Italia e quello che governa il Veneto da ormai 30 anni, prima con le giunte Galan e poi con quelle guidate da Luca Zaia. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.